In diretta dalla sede della Protezione Civile del Veneto per gli aggiornamenti su quanto illustrato durante la conferenza stampa dal Presidente del Veneto Luca Zaia. Un nuovo patto sociale con i cittadini per il Covid, l'epidemia non molla, in Veneto la percentuale di positivi resta alta e rispetto alla prima ondata è però di 1/3, ma produce comunque 700 ricoveri in più. Questo perché le persone non rispettano il distanziamento e persistono gli assembramenti. A questo proposito Zaia parla di una campagna di informazione nazionale proprio tesa a sensibilizzare i cittadini, perché ha aggiunto non si può andare avanti da qui a fine aprile con DPCM e restrizioni, ci vuole proprio un senso, una coscienza civica, e a questo proposito appunto parla di una campagna di informazione in cui la comunità scientifica dovrebbe diffondere, quindi mi riferisco ai virologi, un messaggio unitario per essere efficace e convincere le persone a rispettare maggiormente le norme di sicurezza. Alla luce di questo io veramente ho ricaldeggiato, e peraltro i colleghi presidenti hanno voluto cogliere questa istanza assieme alle altre due delle quali vi ho parlato nel documento che è stato presentato al governo, che sono fondamentali delle campagne di informazione serie, sincere, fatte col cuore in mano, per ristabilire i collegamenti con i cittadini. Pensare di gestire il Covid da qui ad aprile, passando attraverso un'influenza che arriverà a gennaio, una campagna vaccinale, a suon di DPCM e di ordinanze regionali, anche no. Cioè voi capite che qui ci vuole un nuovo patto sociale sul Covid. Il confronto Stato-Regioni prosegue per la stesura del nuovo DPCM che scade il 3 dicembre e al momento non c'è ancora una bozza su cui ragionare, ma si sta appunto dibattendo attraverso delle videoconferenze. Zaia però da indiscrezioni ci ha detto che sarà un documento proiettato essenzialmente alla prudenza, con sicuramente gli impianti sciistici chiusi, ma se il tema dell'assembramento vale per la montagna, allora dovrebbe valere anche per tutti gli altri ambiti, e Zaia appunto ricorda la necessità, ma dice che il governo ha assicurato nelle parole del ministro Boccia la necessità appunto dei ristori delle attività che saranno chiuse. Mi auguro che questo DPCM, a differenza di tutti gli altri, sia scritto e costruito a due mani tra regioni e governo, anche perché questo è il DPCM centrale della storia del Covid. Di lunga gittata, ma questo lo condividono anche i colleghi governatori, e soprattutto che sia di prospettiva, perché tu non puoi dire a una persona guarda devi studiare 8 ore al giorno e poi non spiegargli che finisce l'anno scolastico, si diplomerà, verrà valutata e poi ci sono le vacanze, cioè, qua c'è solo nero all'orizzonte, non è che possiamo, cioè, ci vuole un minimo di prospettiva, no? Abbiamo visto questa mattina i dati, crescita del 4,2, del 3,2 del PIL per il 21 e per il 22 Italia. Se è così bisogna che il DPCM dia anche una visione di prospettiva a ste robe, se no diventano epigrafe.